Ciao a tutti amici di Matto Scacco, in questo video non vedremo partite di altri ma vedremo delle partite mie come richiesto da tanti di voi nei commenti dei precedenti video che ho pubblicato. Quindi giocherò sulla piattaforma scacchistica di Chess24 delle partite e cercherò di commentarle insieme a voi. Giocherò su 3 cadenze, quindi una partita a 1 minuto, a 3 minuti e a 5 minuti, vediamo un po' che viene fuori. Chiaramente nelle partite a 1 minuto e ovviamente conta tantissimo la tattica, quindi gioco D4 e anche l'abilità con il mouse, perché non dimentichiamo che nelle partite a 1 minuto è molto importante cercare di fare quello che si chiama pre-move, giocare la mossa prima che il vostro avversario muova. Vediamo se Jason è pronto, altrimenti annulliamo questa partita. Mi dispiace Jason, arriverà per te il momento di gloria su Matto Scacco in un secondo momento. Rilancio la sfida, quindi a 1 minuto vediamo un po' chi gioca. Nelle partite a 1 minuto l'abilità con il mouse è fondamentale ed è anche fondamentale il fatto di giocare per creare della tattica. Il giocatore solitamente con una buona predisposizione tattica è colui che poi alla fine riesce sempre ad averla meglio. Che altro aggiungere invece nella partita a 3 minuti? Adesso vediamo se troveremo un avversario. Eccolo qui, a 1 minuto io gioco con il nickname di Scacchi per Tutti, nickname che utilizzo su varie piattaforme. Il mio avversario è austriaco e ha 2500 punti. Ok, adesso sto giocando una sorta di Scandinavian contromossa. È molto importante e poi alla fine è fondamentale nel gioco su internet cercare di accumulare tempo. Accumulare tempo vuol dire di cercare di essere più veloci del vostro avversario. Tanto qui mi ha fatto una cosa molto strana. Forse pensava di guadagnare un pezzo, ma non è così. E il compenso c'è perché di fatto mi attacca, cioè ha guadagnato 2 pedoni e quindi, come vi dicevo prima, creare tattica diventa fondamentale. E a questo punto devo cercare di capire se mantenere questo pezzo in più oppure ci sarà un momento in cui lo restituisco. Intanto io salvo il mio cavallino perché appunto qui in E4 mi preparo una semplificazione molto interessante che è questa qui. Adesso ho semplificato un pezzo della scacchiera, alfiere G5, attacco la torre, ho soltanto 10 secondi in meno, che per una partita a 1 minuto è tantissimo. Adesso mi limito a semplificare un po'. Alfiere per cavallo è la mia idea. Il tempo si riduce, quindi intanto eliminiamo questo, semplifichiamo, va bene, lui mi vuole semplificare, per me va benissimo, di fatto un pezzo in più. L'alfiere va in F1 e allegramente tornerà in gioco anche lui. Ok, C5 sulla scacchiera, scacco intermedio, qui C6 per attivare rapidamente anche la mia torre. Lui non è tanto d'accordo, intanto il tempo scorre, qui attiviamo la torre. Torre di 7 sarà la mia prossima mossa fortissima. Torre in gioco, alfiere scacco e adesso la promozione inevitabile. Si può giocare sia per la promozione che per il matto, io gioco per entrambe. Quindi scacco e matto alla successiva. La prima partita a 1 minuto è andata bene, come vedete il pre-move è stato in aiuto. Nelle partite a 1 minuto ovviamente il gioco tattico dinamico aiuta tantissimo e poi subentra quel momento critico folle in cui chiaramente l'essere più veloci aiuta. Seconda partita a 3 minuti, il mio avversario Chess Pirate, Chess Scacchi Pirati, 2100 punti. Ripropongo un'apertura che tendo a giocare spesso soprattutto su internet, l'attacco Veresov. Il piano del bianco è cercare quanto prima di spingere un pedone in E4, vediamo se effettivamente ci riuscirò. Quindi alfiere G5, l'alfiere va lì per immolarsi contro questo cavallo in F6 che è cambiato e prepara la spinta in E4. Per i più attenti, chiaramente qui E4 sembra molto difficile da realizzare, però in realtà rientra tra le mosse possibili. Qui c'è un gambetto che chiaramente chi gioca l'attacco Veresov potrebbe conoscere, che è questo. E4, sacrifica un pedone, la donna in E2 silenziosamente sta minacciando un ingresso in B5. Ingresso in B5 che è molto più forte quando lo mette l'alfiere in B4, perché di fatto il mio avversario è caduto in un tranello, in una trappola in cui la donna in B5 attaccava l'alfiere di case nere, l'alfiere di case bianche e il punto B7. Infatti qui è un pedone in più. Donna per E4 salta all'occhio, però in realtà non è possibile perché il cavallo è inchiodato, quindi il pedone in E4 non è difeso da nessuno. Adesso cavallo E2, difendo i 2 cavalli, mi preparo ad attaccare la donna, a mangiare 4 e semplificando tutto chiaramente la posizione sarà molto più facile. Come continuare? Intanto cavallo per C3 vuole fare donna per E4, a rocco corto una mossa utile, e a rocco corto era una mossa utile perché donna per E4 veniva confutata da torre per E8. Torre di 8 notevole, minaccia matto, però purtroppo per lui donna per E4 semplifica tutto e cambiate le donne, il pezzo in più inizia a far sentire.
E cavallo E5 non vuole cambiare le donne, ma qui è una mossa molto bella, molto furba, che è torre di 1. Vediamo se torre di 1 funziona. Sembra di sì. Sì, diciamo che torre di 1 è molto forte, molto bella, e di fatto la gioco perché voglio semplificare. Come vedete ci sono due frecce sulla scacchiera, e cavallo per E4 e la freccia premove, quindi in caso di cattura la mia cavallo per E4 all'istante scatta, e torre di 1 invece è l'ultima mossa eseguita. Ok, adesso a questo punto re per D1, il mio pezzo in più è facilmente concretizzabile. L'alfiere nei 2 domina il suo cavallo, fastidiosi salti di cavallo non ci sono. Dopo lo scacco in D8 mi vado in C1 ed è come se avessi arroccato lungo, quindi posso essere soddisfatto della posizione raggiunta. F5 mi attacca il cavallo torna indietro, attacca il pedone. A questo punto è il momento di riprendere il controllo della colonna. Ho 10 secondi di differenza di tempo, ma non mi preoccupa per nulla questa posizione, di fatto un vantaggio materiale. F4 sulla scacchiera, ok, non mi aveva preso la mossa. F4 attaccando il cavallo e posizionando il mio fortissimo bello alfiere lungo la diagonale bianca. Le semplificazioni aiutano sempre il giocatore che è in vantaggio, e quindi senza rischiare troppo, e questo è un approccio che andrà bene anche in partite reali, nel senso partite giocate dal vivo. Quando siete in vantaggio vi consiglio senz'altro di semplificare per poi migliorare i pezzi rimasti al centro della scacchiera. Infatti qui non ho fatto altro che migliorare il re. Adesso faccio delle mosse di attesa per rafforzare un po' la mia posizione, finché non cercherò di prendere spazio contro questa torre ed eventualmente provare a cambiarla. Intanto B4 mi preparo anch'io a togliere spazio a questa torre e a creare un pedone libero. Centralizziamo il re e non resta altro che prepararsi in questa posizione. Come vedete, il fatto che il mio avversario abbia i pedoni doppiati è come se lui avesse un pedone in meno. Infatti questi 3 pedoni H2, G3, F4 allegramente e festosamente bloccano i suoi pedoni. Cosa fare con questa torre? Con torre D5 cambio tutto, quindi posso essere abbastanza contento. Con torre D5 cambierò la torre e quindi col mio cavallo di vantaggio riesco facilmente a vincere. Il cavallo al centro attacca C7, attacca F6, attacca B6, probabilmente questa lui non l'ha considerata. Da parte del mio avversario mi aspetto anche un possibile abbandono. Di fatto il cavallo, con l'aiuto del re, effettivamente domina tutta la posizione. La terza partita che vi propongo, quindi con un'altra cadenza un po' più lenta, quindi a 5 minuti, così avremo più tempo per parlare di quanto vedrete. Oppure o 5 minuti o 3 minuti più 2, vediamo un po', diamo qualche secondo al software per cercare di trovare un avversario, altrimenti lancerò la sfida a 3 minuti più 2. Ok, 1, 2, 3, perfetto. Ok, cambiate idea, facciamo una sfida a 3 minuti più 2 dove probabilmente incontreremo un po' più di avversari. Infatti ecco subito l'accoppiamento. Questo è il volto del mio avversario precedente. Adesso sto giocando contro Mishalim e ripropongo un'apertura Mekara alla Caro-Kann. Il mio avversario è un giocatore russo, Caro-Kann variante di spinta, dove a me piace molto da nero contrastare il centro avversario con la spinta del mio pedone in C5. A questo punto cavallo C6, cercando di completare lo sviluppo e portando l'azione dei miei pezzi contro il pedone D4. Ok, dicevo prima la partita a 3 minuti più 2, invece no, questa è una partita a 5 minuti più 0 e il mio avversario ha catturato il pedone in C5 e io faccio così, inchiodo il suo cavallo, dopodiché gioco E6 attaccando 2 pedoni. E cavallo per E5 è molto interessante. Cavallo per E5 comunque guadagno un pedone. Cavallo per E5 rende interessante questa mossa il fatto che il suo cavallo sia inchiodato, altrimenti alfiere per C5, anche questo è il suo perché e direi che donna B6 è una mossa molto attiva. Ho anche cavallo E7 con l'idea di saltare in G6 e attaccare l'alfiere, ma di fatto attaccare anche 5. Questa semplificazione mi aiuta. Sono certo che il mio cavallo in G6 mi darà buone soddisfazioni perché vuole prendere il pedone in E5 e questo pedone in E5 attaccato in questo momento 2 volte, ma se io gioco donna C7 attacco 3 volte. La domanda per tutti potrebbe essere: chi è che difenderà quel pedone in E5? La risposta è facile: nessuno. Quindi cavallo per F4 e adesso mi limito semplicemente a cambiare tutti i pezzi. Quindi donna per E5, scacco a re,
Lui è costretto a prendere, riprendo di cavallo, ho un bel pedone in più e quindi non resta altro che creare nuove minacce. Contro questa catena pedonale una rottura tipica da parte del nero, cercare di portare il pedone H più avanti possibile, in H4 sarebbe fantastico, in modo che crollerà tutta la sua catena pedonale. Un'altra idea che mi viene in mente è questo pedone C3, lì da solo, rimasto un po' più indietro degli altri, quindi metto una torre in C8 perché voglio cercare di attaccarlo. Lo attaccherò semplicemente spostando questo alfiere. Lui gioca a C4, su C4 alfiere B4 mi sembra abbastanza forte. Perché? Perché inchiodo il cavallo del mio avversario, quindi direi che arroccare non può essere sbagliato. In caso di cattura in D5 riprendo, si aprono gli spazi e ovviamente il fatto di avere un pedone in più mi aiuterà. Ok, re F2 è pronto a fuggire, il tempo scorre ma sono sicuro, abbastanza certo di questa posizione. Alfiere C5, magari limitandolo il più possibile verso scenari più rischiosi. Torre D8 preparando l'apertura della colonna D. Come vedete anche qui il mio avversario ha un po' di difficoltà nello sviluppo dei pezzi. La mia attenzione va su questa casa, la casa E3. Mi piace portare un cavallo VF5 in E3, mi sembra abbastanza forte e quindi è quello che cercherò di fare. Eccolo qua, cavallo in F5, l'ingresso in E3 è inevitabile. Una casa debole, una casa che non può più essere controllata dai pedoni del mio avversario, difesa 2 volte dai miei pezzi. Quindi un cavallo in E3 lì diciamo che crea un gioco molto dinamico e fantastico, perché comunque il cavallo in E3 attacca questa torre. Vi ricordate qualche minuto fa, forse neanche qualche minuto fa, qualche secondo fa, vi dicevo la spinta del pedone H sarà forte perché vuole il nero rovinare la struttura pedonale avversaria. Qui è ancora più forte perché in caso di H4 il cavallo salta in E3 e da lì salterà in G4. Arriva la rottura della struttura pedonale. H4 è molto forte, se non mi cattura posso anche catturare di cavallo, se lui mi spinge ho 2 possibilità. Cavallo G3 è interessante, cavallo G3 guadagna materiale, attacco la torre, attacco l'alfiere non è difeso, quindi una mossa come cavallo G3 deve essere per voi una mossa spontanea. Chi difende questo alfiere? Probabilmente la torre. Però quando la torre interviene in difesa vuol dire che ha un ruolo difensivo, un ruolo di sovraccarico. Se io attacco la torre, l'alfiere non verrà più difeso. Poi qui siamo anche fortunati perché l'alfiere effettivamente insieme al cavallo intrappolano la torre. Il mio avversario è sportivissimo, in maniera molto sportiva decide di abbandonare. Ok, vi avevo detto che avrei giocato 3 partite, invece no, ne faccio un'altra, così per non rendere troppo lungo questo video vi ripropongo un'altra partita folle a 1 minuto, vediamo un po' chi accetterà. E quindi, come vi dicevo, quando giocate partite rapide, perché qui stiamo giocando su internet, però l'approccio è esattamente lo stesso anche dal vivo. Quando giocate dal vivo partite rapide dovreste cercare di dare molta importanza al tempo di gioco, cercare quindi di pensare sul tempo del vostro avversario. Forse qui non c'è nessuno che vuole giocare. Se non c'è nessuno che vuole giocare, vediamo un po', rilancio la sfida, quindi gioca adesso 1 minuto. Nel frattempo magari cercherò di analizzare qualche partita, vediamo qualche altro secondo. Al mio avversario in questa piattaforma dove gioco si chiama Chess24. Eccolo qua, il mio avversario è un giocatore spagnolo con 2460 punti. Io gioco con questo nickname abbastanza riconoscibile per gli italiani, quindi scacchi per tutti. Giochiamo. Ops. Questa era una Liekin, però il mio avversario ha fatto il tipico errore di partite rapide. Cosa si può imparare da partita di 1 minuto? Poco o nulla, soltanto tattica, cercare di riprodurre rapidamente gli schemi di attacco che conoscete. Tanto il pezzo in meno va bene, corrisponde quasi 10-12 secondi in più per il mio avversario. Qua c'è un pedone H2 in presa, potevo mangiarlo prima, lo mangio, torno indietro, cerco delle semplificazioni perché ho del materiale di vantaggio. Quindi a questo punto, dato che si è aperta questa diagonale contro il re avversario, non faccio altro che cercare di portare i miei pezzi contro quel re. Pedone per C4 su torre per C4, questo un pezzo mi dà delle idee tattiche perché è un po' in sovraccarico. In sovraccarico perché deve difendere 7, ma in realtà mi dà anche la possibilità di attaccarlo via E4, salto anche in G5, qui ci sono tante mosse. Ops, ho commesso un erroraccio, qualcuno potrebbe dire, ma in realtà tutto sotto controllo, perché dopo tutti i cambi ho questa torre per D8
che mi mantiene il pezzo di vantaggio. Quindi lui probabilmente pensava, eccola qua, un'altra tattica, alfiere per F6 non si può mangiare quella, adesso sì, torre di 8, dobbiamo farla. E a questo punto devo essere veloce, quindi cerco di eliminare questi pedoni, intanto scacco, mi mangio il pedone, in tutti i finali lui mi mangerà 2 chiaramente, tutti i finali è importante portare il re in gioco il prima possibile, quindi mi preparo a mettere tutti i miei pezzi sul colore opposto del suo alfiere perché chiaramente lui avrà più difficoltà nell'attaccarmi. Fatto la tipica mossa blitz, intanto io qui miglioro la mia posizione, erroraccio, pezzo in presa, però chiaro, stiamo giocando un minuto, che si pretende? Qualità? Difficile. Ok, adesso cerchiamo il piano corretto. Il piano corretto è questo qui, andiamo verso una ripetizione di mosse. No, eccolo qui, scacco. Perso per il tempo. Peccato, perso per il tempo. Una partita, come vi dicevo, a un minuto conta tantissimo l'abilità del mouse, e su questa mia sconfitta si interrompe questa registrazione. Appuntamento al prossimo video. Chi è che voleva vedermi giocare commentando, ecco qua, accontentato, e appuntamento alla prossima. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!